Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo rigorosamente in diretta anche per questo mezzogiorno per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Vi dico già che dobbiamo darvi conto di fatti particolarmente duri che hanno per protagonisti dei neonati. Fra pochissimo ci collegheremo infatti con Padova, con Chiara Gaiani per la storia di un papà 22enne che è stato arrestato perché seviziava il figlioletto di 5 mesi mentre quest'ultimo era ricoverato in ospedale a Padova. È stato arrestato dalla polizia, sentirete anche le parole del questore. E poi vi daremo tutti i ragguagli, tutti gli aggiornamenti sul caso della neonata morta a Piove di Sacco. Come sapete c'è stata l'autopsia. E poi un'altra neonata di 5 mesi morta nelle scorse ore a Vazzola, soffocata dalla pappa, un boccone di banana. Insomma, veramente una pagina tragica quella che dobbiamo raccontarvi oggi, ma i fatti di cronaca sono tanti, sono tantissimi. Partiamo da Oderzo, dove per noi ci sono Anna De Roberto e Tommaso Migot. Oderzo che ieri sera è stata sconvolta da una rissa furibonda in piazza, nella centralissima piazza Carducci, dove per noi si trova per l'appunto Anna De Roberto. Buongiorno Anna. Eccoci Cristian, buongiorno, eccola qua alle mie spalle, piazza Carducci, e ancora più in là c'è piazza Grande, grazie a Tommaso che così riesce a farla vedere ai telespettatori. Ovviamente oggi è sabato, quindi immaginate quanta gente che tra mercato e aperitivi si sta spostando tra piazza Grande e piazza Carducci. È accaduto ieri sera alle 7 della sera, un gruppo di ragazzi poco più che maggiorenni ha iniziato per futili motivi, pare, a venire alle mani. Erano tutti alterati dall'alcol, tutti avevano una bottiglia di vetro in mano e hanno iniziato a litigare, poi si sono presi a bottigliate e poi sono spuntati i coltelli. Quindi la rissa è iniziata esattamente qui. Poi chiedo a Tommaso di seguirmi perché i ragazzi si sono spostati qui. Abbiamo appena sentito le ragazze che lavorano qui al bar, che ieri sera erano chiuse e dicono per fortuna che eravamo chiuse. La rissa poi è continuata per centinaia di metri perché questi ragazzi che stavano appunto venendo alle mani poi si sono infilati all'interno di quella via per passare per Piazza L'Europa, dove ci raccontano alcuni che ci sono delle macchie di sangue per terra, e poi concludere in via Mazzini. Quindi in realtà sono venuti alle mani, ma poi davvero hanno percorso diverse centinaia di metri per le strade del centro storico, dandosele di santa ragione. Che cos'è accaduto? Che 2 di loro, gravemente feriti, sono andati all'ospedale e i carabinieri, che sono stati contattati dalla gente che comunemente camminava qui per le strade del centro, perché ricordo erano le 7 della sera, li hanno trovati, 2 li hanno trovati all'ospedale, che appunto si stavano facendo medicare, sono stati denunciati in stato di libertà, mentre sono in corso le ricerche per rintracciare gli altri, perché sicuramente erano in tanti e i 2 che sono stati fermati, come dicevo, sono poco. Probabilmente ecco, si è frizzata Anna De Roberto. Tantissime le persone che... Perdonami, il collegamento è un po' difficoltoso in questo frangente. Vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Anna, mi senti? Allora, Anna De Roberto non mi sente, ovviamente questa è la diretta e quindi possono capitare questi inconvenienti. Torneremo sicuramente da Anna De Roberto fra pochissimo, anche perché ha tanto altro da raccontarvi Anna, perché 24 ore prima, sempre a Oderzo, all'esterno però della città, si è verificato un fatto davvero increscioso, insulti razzisti e petardi contro una famiglia di indiani, ma andremo fra pochissimo, ritorneremo fra pochissimo da Anna De Roberto non appena riusciremo a ripristinare il collegamento. Intanto vedo il nostro Nicola Marcato che con Simone Merlo, se non erro, si trova a Mestre che davvero non conosce pace tra spaccate e risse. Buongiorno Nicola.
Telespettatori, sì, hai detto bene, è stata una notte movimentata, la notte di Halloween, una notte di paura. Qui ci troviamo in Galleria Toniolo, proprio in pieno centro storico, Mestre, a due passi, no, Galleria Matteotti, scusami, a due passi dal Teatro Toniolo. E qui c'è stata l'ennesima spaccata in questo bar qui, al bar Galleria. Se l'operatore ti fa vedere, vedi, qui un malvivente ha preso il tavolino del locale e l'ha scaraventato sulla porta del locale. Non è riuscito a sfondarla e fortunatamente sono intervenute anche le forze dell'ordine. Però la situazione qui, come dicevi giustamente, è una situazione veramente grave. Gli esercenti qui praticamente subiscono una spaccata al giorno. E adesso entriamo, ti faccio vedere. Ecco, siamo qui con il titolare del bar, che si chiama Mirko Burbello. Ecco, verso le 4 della mattina cosa è accaduto? Niente, mi hanno chiamato alle 3:15 della mattina e praticamente svegliato così ogni soprassalto e mi ha chiamato la polizia e mi ha detto: guarda che ti è successo un danno, hanno rotto la vetrina del bar, però non sono entrati, siamo riusciti ad arrivare. E così è stata la cosa. Hanno preso una delle nostre Il vostro tavolino? Il vostro tavolino, esattamente, era chiuso dalle catene, l'hanno tirato via e l'hanno sbattuto addosso la vetrata. Non sono riusciti ad entrare, però hanno distrutto tutto ed è da cambiare anche la porta, tutto quanto, insomma. Questo è quello che è accaduto. Sono intervenute le forze di polizia? Sono intervenute le forze di polizia. Erano qua in giro che hanno sentito il botto e così sono intervenute subito. Ci hanno chiamato e siamo arrivati. Ma qui siamo in pieno centro storico, nonostante tutto, insomma, queste persone non hanno nessuna paura e poi si sono tra l'altro spostati da via Piave, via Cappuccina. Poi vi dirò che è successo un altro grave fatto, tra l'altro in via Cappuccina c'è stata una rissa fra stranieri ed è spuntato il coltello. Dicevo, come si vive? Che situazione è? È una situazione abbastanza pesante, soprattutto nella piazza, perché secondo me nella piazza, io non dico nelle zone limitrofe, che è brutto anche quello, però in piazza dove sono bambini, gente che cammina tranquillamente, dove deve essere una gioia camminare nella piazza, invece sta diventando un delirio. Ecco, vi dicevo, c'è stata una rissa verso mattina tra 4 stranieri, 2 donne e 2 uomini, ad avere la peggio un 34enne di cittadinanza egiziana. Nella rissa è spuntato, come vi dicevo, il coltello e l'uomo è stato ferito ad un braccio. Trasportato in codice giallo all'ospedale, è stato operato. Per ora stanno indagando le forze dell'ordine, carabinieri e polizia, stanno visionando anche tutte le telecamere di videosorveglianza. No, questo per dirvi che la situazione qui a Mestre sta veramente diventando pericolosa. E qui con noi c'è anche il presidente di Confcommercio, Massimo Gorghetto. Sì. Una rissa con coltello, un tentativo di spaccata, però qui le spaccate sono all'ordine del giorno. Esatto. Ormai siamo all'ordine del giorno. Cosa vi posso dire? La situazione è grave, è difficile. E non sappiamo più cosa fare perché interpellato il comune, interpellato il questore, anche loro si sentono impotenti di fronte a una roba del genere. Secondo me qui è una questione tra l'altro anche generalizzata e che dovrebbe intervenire o dare più poteri al questore da parte dello Stato, sicuramente, perché è una situazione che sta diventando invivibile. Cosa posso fare? Posso dire, sono sconfortato perché anch'io sono un commerciante e prima o dopo mi aspetto, anzi ho già avuto, ma comunque prima o dopo mi aspetto qualcosa. Quello che io voglio dire, qui subiamo due
Ingiustizie. Due ingiustizie, e una è quella che ovviamente subisce il commerciante a cui viene spaccato la vetrina, eccetera. E un'altra la città, perché sta passando ormai come una città invivibile, e questa è una cosa che mi duole molto, perché poi ci sono tutte le ripercussioni su tutto il resto. Cioè, il commercio non funziona più, non va più, nessuno apre, tutti hanno paura, e quindi è tutta una conseguenza. C'è da notare una cosa, tra l'altro, le spaccate si susseguono, le aggressioni, i furti. Anche poche settimane fa avevamo fatto un servizio in un esercizio che aveva subito una spaccata qui vicino, ma più che altro è che poi dopo queste persone, anche quando vengono acciuffate, poi rimangono, non vanno neanche in galera. È quello che volevo aggiungere, appunto. Qui purtroppo non c'è la certezza della pena, e quindi io parlavo anche con dei carabinieri, erano anche loro un po' sconfortati del fatto che dicono: noi interveniamo, magari anche rischiamo, e poi il giorno dopo questa gente è fuori di nuovo. Sì, perché qui hanno arrestato anche delle persone note ormai a voi, alle forze dell'ordine, però dopo pochi giorni erano già in strada. Ormai è gente conosciuta, gente che quando viene presa ha già sicuramente un precedente, e quindi non si riesce a capire, se uno commette un reato o lo teniamo dentro o lo mandiamo a casa, però questo non succede, e non è certamente colpa dei commercianti, del comune, ma qua ci sono delle leggi che evidentemente sono sbagliate e su cui bisogna intervenire assolutamente. Ecco, sconforto, paura, rabbia, c'è un po' di tutto qui a Mestre. Se non ci sono domande da studio, Cristian, ti restituisco la linea. Ti ringrazio, grazie davvero a te Nicola Marcato, con Simone Merlo e i suoi ospiti, per questo ennesimo fatto di cronaca che interessa Mestre. Abbiamo titolato Mestre senza pace, ed è davvero così. Fra poco torneremo a collegarci nuovamente con Anna De Roberto, che avevamo lasciato a Oderzo, dove ieri sera c'è stata una rissa furibonda, ma non solo, ma appunto fra pochissimo ritorneremo a Oderzo. Adesso invece l'altro fatto del giorno, gravissimo, difficile anche da raccontare. Un papà giovanissimo, 22enne, che è stato arrestato dalla polizia per le sevizie sul proprio figlioletto di 5 mesi. Buongiorno a Cristian Roque Alende e Chiara Gaiani da Padova. Sì, Cristian, buongiorno ai telespettatori. È un fatto davvero difficile da raccontare, ha fatto fatica anche il questore di Padova Marco Dorisio, che vi faremo sentire tra pochissimo. Che cosa è accaduto? Un bambino di 5 mesi che con la famiglia vive in provincia di Vicenza è arrivato in ospedale a Padova qualche tempo fa con delle lesioni molto gravi, addirittura delle mutilazioni. I medici hanno visto che nonostante gli sforzi, le terapie, il bambino non migliorava, addirittura presentava dei segnali di peggioramento. Da qui è nata una indagine coordinata dalla Procura di Padova con la polizia e gli agenti della squadra mobile, che all'interno del reparto della pediatria dell'ospedale di Padova hanno ovviamente messo delle telecamere per cercare di capire che cosa accadesse, visto che oltre che i sanitari il bambino riceveva la visita solo di 2 persone, della mamma di 20 anni e del papà di 22 anni. Da lì si sono accorti di che cosa accadeva. Anche in ospedale il papà avrebbe continuato a appunto seviziare, a maltrattare il bambino piccolissimo. L'intervento è stato immediato, il papà è stato arrestato in flagranza. Si tratta di un giovane di 22 anni, tra l'altro senza alcun precedente di polizia, quindi incensurato. L'arresto è avvenuto nella giornata di martedì. Giovedì c'è stata la convalida del fermo. Il 22enne si trova in carcere a Padova. Solo
solo oggi è stata data l'autorizzazione alla polizia per poter diffondere la notizia. Le motivazioni perché accadevano queste cose sono ancora sconosciute, ovviamente c'è un'indagine aperta perché si deve cercare di capire che cosa sia accaduto, perché sia potuta accadere una cosa simile. La mamma pare estranea totalmente alla vicenda, tra l'altro all'interno del nucleo familiare del minore c'è un altro bambino, un altro figlio di 3 anni. Allora io ringrazio Cristian Roque Allende per la collaborazione tecnica, vi lascio all'intervista che abbiamo appena raccolto con il questore di Padova Marco Odorisio, poi la linea da Padova può tornare allo studio. Una vicenda sconvolgente e anche molto triste. C'è giunta una segnalazione dal reparto pediatrico dell'ospedale di un bimbetto di appena 5 mesi che presentava delle importanti lesioni gravissime. Il dato che poi aggiuntivo è stato che le condizioni non miglioravano, anzi si presentavano addirittura altre lesioni sopraggiunte dopo il ricovero. Quindi recepita la segnalazione dall'azienda ospedaliera si è attivata subito d'intesa con la procura, la sezione specializzata tutela per i minori della squadra mobile, e quindi oltre al quadro che si era delineato un'attività tecnica purtroppo ha disvelato questa amara verità, dove praticamente queste violenze proprio all'interno dell'ospedale a carico di questo bimbetto di appena 5 mesi venivano perpetrate, ripeto, ed erano riconducibili a delle condotte del padre, un 22enne, e quindi è scattato anche l'arresto in flagranza, e quindi adesso si stanno rivalutando anche investigativamente per capire meglio quando sono iniziate queste sevizie, queste condotte. È una storia purtroppo triste e dai contorni appunto sconvolgenti. Il bambino era stato ricoverato d'urgenza. Esatto, era stato ricoverato d'urgenza in quanto c'era già un quadro che delineava delle lesioni importanti anche a degli organi dello stesso bambino, e quindi gli approfondimenti dove anche questo giovane padre, si tratta di una famiglia residente in provincia di Vicenza, appunto il quadro clinico non migliorava nonostante i medici siano già sin da subito adoperati fino a scoprire con l'attività tecniche e con la procura questo quadro. È una storia per l'appunto sconvolgente, un giovane padre nei confronti del figlio di 5 mesi, questo è ciò che sta emergendo. Adesso è chiaro che dovrà essere ricostruito anche a livello proprio del cosiddetto dolo, della volontà, delle motivazioni alla base di queste condotte. Parliamo di un luogo sicuro alla famiglia dove in realtà il bimbo, anziché essere protetto da ciò che sta emergendo, veniva fatto oggetto appunto di queste violenze. Se si può sapere come era arrivato in ospedale la prima volta, era stata la mamma a portarlo oppure c'è un coinvolgimento di altri? No, erano stati gli stessi genitori a portarlo, appunto a ricoverarlo. Si è accertata la estraneità comunque della madre, perché poi nel momento in cui l'uomo restava da solo all'interno dell'ospedale durante le visite poneva in essere queste condotte violente nei confronti del figlioletto. Da un contesto, definiamolo normale, insomma, una famiglia normale, sconvolge appunto il quadro che si sta delineando, e adesso il passaggio successivo è capire a livello delle motivazioni, del perché di questi gesti nei confronti di una creatura indifesa, dove dovrebbero essere i genitori stessi a preoccuparsi del benessere del proprio figliolo. Insomma, è una vicenda davvero sconvolgente, non ci sono parole. Tra l'altro la cronaca nel Padovano, e vi daremo tutti gli aggiornamenti nel corso di questa prima edizione, ci porta a Cittadella, dove un uomo di 34 anni, lo possiamo vedere anche dal Mattino di Padova, è stato segnalato mentre brandiva un'arma per le vie del centro. Poi ha raggiunto il nosocomio dove si è scagliato con violenza contro il personale e i militari, seminando il panico. È stato arrestato, quindi l'ennesima aggressione ai danni di personale sanitario. Quest'uomo è stato fermato con il taser, quindi la cronaca continua a segnalarci, a raccontarci anche episodi di questo tipo.
E vi abbiamo raccontato di un neonato seviziato dal padre e vi raccontiamo anche un'altra vicenda di tutt'altro tenore che riguarda una neonata, anche questa di 5 mesi, che è stata colta da malore ed è morta dopo i disperati tentativi dei medici di rianimarla. Parliamo di una bimba appunto di 5 mesi residente a Tezze di Piave, siamo in comune di Vazzola, quindi nel Trevigiano. È una notizia molto triste, anche improvvisa, e non mi rimane altro che unirmi al dolore della famiglia e portare a loro i saluti per quanto possono contare e il dolore di tutta la comunità per questo fatto. Una notizia che si è abbattuta sulle comunità di Vazzola e di Tezze di Piave con tutto il suo carico di dolore e sconcerto. Difficile accettare la morte di una bimba di 6 mesi, deceduta ieri dopo i disperati tentativi dei sanitari del SUEM di rianimarla. Tutto succede nel pomeriggio quando la piccola, sembra dopo aver ingerito un pezzetto di banana rimasto incastrato nella trachea, inizia ad avere difficoltà respiratorie. I genitori, di origini senegalesi, spaventati, avrebbero portato la figlia nella vicina farmacia nel tentativo di aiutarla. Nel frattempo sul posto arrivano i medici del 118 con ambulanza, elicottero e automedica. I sanitari, dopo aver intubato la piccola, iniziano subito a rianimarla, manovre che continuano anche durante il tragitto verso l'ospedale di Conegliano. Dopo 45 minuti però i medici devono arrendersi e non possono fare altro che constatare il decesso della bimba. Sotto shock la famiglia, che il sindaco dice di voler incontrare per portare loro la vicinanza di tutta la sua comunità. Noi non abbiamo lasciato solo nessuno, e se serve siamo qua. Avrei piacere anche di conoscere i genitori di questa bambina. Così dunque a Tezze di Vazzole. Noi adesso ritorniamo da Anna De Roberto con Tommaso Migot a Oderzo. Anna che ci stava raccontando di una lite, di una rissa furibonda scoppiata nella serata di ieri in piazza Carducci. Anna, di nuovo da te. Allora Cristian, ecco, state vedendo le tracce di sangue che nella rissa hanno perso sostanzialmente per strada. Noi ci abbiamo fatto poche centinaia di metri da dove ci siamo collegati prima, quindi in piazza Carducci, per farvi vedere un pochino la strada, il percorso che questo gruppo di ragazzi ha fatto. Dietro l'angolo c'è Piazzale Europa. Hanno lasciato per centinaia e centinaia di metri queste tracce qui, quindi c'è proprio il sangue che percorre questa via, ecco, vedete c'è ancora sangue qua e si va avanti. I ragazzi, alcuni ci raccontano, fossero addirittura incappucciati, ma stiamo raccogliendo dettagli proprio qui sul posto. Quello che sappiamo di per certo è che si sono trovati in piazza Carducci, sono venuti alle mani per futili motivi, prima si sono presi a bottigliate e poi a coltellate. Hanno percorso tanta strada fino ad arrivare a largo Europa e qui avrebbero cercato di entrare all'interno di una pizzeria. Ad un certo punto però sono volati i coltelli e 2 di loro sono rimasti gravemente feriti e sono andati, ancora non è chiaro se siano andati di loro sponte o siano stati portati da qualcuno in ospedale, ma è lì in ospedale che i carabinieri li hanno trovati e denunciati in stato di libertà. In queste ore i carabinieri che stanno facendo le indagini, ovviamente stanno sentendo anche i testimoni, perché di testimoni, essendo le 7 della sera, ce n'erano tantissimi. Stanno cercando di identificare gli altri ragazzi che hanno partecipato a questa rissa. Si tratta di tanti ragazzi, come vi dicevo nel precedente collegamento, tutti poco più che maggiorenni, e questo è accaduto ieri sera. Hanno seminato il panico davvero ad Oderzo. La sera prima, la notte di Halloween, un gruppo di ragazzini, con certezza possiamo dirvi essere tutti minorenni, invece se la sono presa con una casa in cui risiedono diversi indiani che sono qui con un regolare permesso e sono qui per lavorare. Hanno lanciato contro la loro casa dei petardi e li hanno offesi dicendo loro di andarsene. Sono stati allertati anche in questo caso i carabinieri dalla persona, da Luigi, che abbiamo trovato poco fa e abbiamo intervistato. Vi facciamo sentire che cosa ci ha detto. Luigino Covre, siete stati voi a chiamare i carabinieri? Sì, sono stato io, sì. 112. E mi hanno risposto e hanno detto che sarebbero passati, probabilmente sono passati, dopo io non li ho più
non ho più seguiti perché era già mezzanotte quando ho chiamato. Insomma. Cosa stavano facendo questi ragazzi? Questi ragazzi erano passati di qua e sparavano petardi, eccetera, eccetera. Dopo sono saliti sull'argine e si sono messi a sparare di brutto petardi nel giardino qua degli indiani, diciamo, perché c'è una comunità di indiani che si sa quanti sono, 10, 12, 8, ecco. E hanno anche gridato un po' cose brutte, insomma, nei confronti di extracomunitari, andate a casa vostra, eccetera, eccetera. Che io appunto ho chiamato i carabinieri, ho messo viva voce, li ho minacciati per dire ecco guardate che sto chiamando. E poi ho messo in voce che i carabinieri hanno sentito le urla e le grida che facevano, eccetera. Quindi... E i ragazzi come hanno reagito? Se la sono presa con lei? No, sono scappati. Quando hanno sentito che avevo chiamato i carabinieri sono scappati di brutto. Dopo mezz'ora però sono tornati e hanno buttato 2 o 3 petardi anche qui nel mio giardino. Per prendersela con lei? Forse sì, ma sì. È che comunque erano proprio ragazzotti, ragazzi meno di 18 anni. Secondo lei contestualmente la notte di Halloween o capita? Sì, no, notte di Halloween secondo me, erano un po' così esaltati e quindi ha fatto sta bravata, insomma, ecco. Questo dunque è la notte di Halloween, quello che è accaduto che invece vi stiamo raccontando qui in Largo Europa ieri sera alle 7 della sera con queste tracce di sangue che sono state sparse per centinaia di metri da piazza Carducci fino a Largo Europa. Cristian, con queste immagini noi vi lasciamo, continuiamo nel nostro viaggio per cercare di raccogliere testimonianze proprio perché qualcuno ci ha raccontato che alcuni di questi ragazzi erano addirittura incappucciati, quindi cercheremo anche di capire qualche dettaglio in più rispetto a questa rissa. Di certo c'è che 2 ragazzi hanno dovuto chiedere le cure, si sono rivolti all'ospedale per avere delle cure, quindi erano feriti e sono gli stessi che sono stati denunciati in stato di libertà, 2 stranieri, e intanto i carabinieri stanno proseguendo con le indagini per identificare gli altri. Ti ringrazio, grazie davvero Anna De Roberto con Tommaso Migotta da Oderzo che quindi ha vissuto un ponte di Ognissanti davvero inquietante e al limite, quindi prima l'episodio, questi petardi, questi insulti razzisti rivolti a una famiglia indiana e poi per l'appunto la rissa di ieri sera in pieno centro, in piazza Carducci e nei dintorni con 2 persone che sono state anche accoltellate, protagonisti quindi sempre giovanissimi. E noi ritorniamo a Padova per un fatto di cui si è parlato tantissimo in questi giorni, non poteva essere altrimenti. La bambina partorita al Night di Piove di Sacco, i primi risultati dell'autopsia confermano il primo referto dei medici del SUEM 118. La bambina è nata viva e morta anche in pochi istanti. C'era acqua nei polmoni della bimba partorita e uccisa nel night club di Piove di Sacco. Sono questi i primi risultati che emergono dall'autopsia eseguita dall'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Padova. Nata viva e formata, 50 cm di lunghezza e 3,5 kg di peso, la morte della bambina sarebbe avvenuta in pochi istanti dopo che era stata tirata l'acqua dello sciacquone con la testa della piccola nel water. Che la causa del decesso fosse un annegamento, del resto, era già stato ipotizzato dai soccorritori del SUEM 118 che martedì mattina erano stati chiamati intorno alle 5 e al loro arrivo avevano trovato una scena difficile da raccontare con la bambina di fatto già morta. La mamma della bambina, Melissa Russo Machado, 29 anni, dopo l'interrogatorio di garanzia di giovedì durante il quale si è avvalsa della facoltà di non rispondere, è adesso agli arresti domiciliari nella casa dei genitori a Cassano delle Murge in provincia di Bari, accusata di omicidio volontario aggravato. I primi risultati dell'autopsia escluderebbero il coinvolgimento di terzi nella morte della bambina, ma il medico ha 60 giorni di tempo per consegnare il fascicolo completo. Nel frattempo il serale è stato posto sotto sequestro con i gestori iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di sfruttamento della prostituzione. Un'inchiesta questa nata durante gli accertamenti eseguiti dai carabinieri nelle ore successive all'omicidio.
Fortunatamente abbiamo anche delle buone notizie, come il ritrovamento di quel 74enne malato di Alzheimer scomparso dalla propria abitazione 24 ore fa. È stato ritrovato questa mattina alle 6:30 nel bosco di Tarzo dalle squadre del soccorso alpino, dopo una notte di fatto all'addiaccio. L'uomo, che aveva fatto perdere le sue tracce dal primo pomeriggio di ieri, è in stato confusionale ma non sarebbe ferito in maniera seria. È stato comunque affidato alle cure dei sanitari del 118 arrivati sul posto e portato in ospedale a Vittorio Veneto. Hanno operato per le ricerche anche i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Sul posto anche il sindaco Gianangelo Boff. Quindi è stata veramente una notte di apprensione. Questa mattina alle 6:30 il corale respiro di sospiro di sollievo per il ritrovamento di questo 74enne malato appunto di Alzheimer. Noi abbiamo ancora tantissimi fatti di cui vi dobbiamo dare conto, anche perché appunto sono stati giorni difficili, sono giorni difficili, perché c'è da dire che queste festività di Halloween hanno portato anche a un'esplosione di piccoli grandi atti di vandalismo, di risse, e ve lo stiamo raccontando. Adesso andiamo nel Bassanese, a Romano De Zelino, dove è stato senza dubbio un Halloween fatto di eccessi. Un Halloween da scherzetto e dolcetto amaro nel Bassanese, perché si sono verificati un po' in tutto il territorio alcuni, chiamiamoli atti vandalici, forse qualche ragazzino che è andato oltre il limite dei festeggiamenti, finendo col danneggiare delle proprietà private, delle automobili, per sporcare il territorio, deturpare alcune aree pubbliche, come è successo a Romano De Zelino. Siamo in compagnia del sindaco Simone Bontorin. Sindaco, il risveglio nella mattinata del 1° novembre non è stato tanto piacevole, nulla di grave, però tanti piccoli episodi che testimoniano forse uno scarso senso civico, o che cosa? Sì, la mattinata del 1° novembre ci siamo trovati con alcune situazioni che posso definire venali dal punto di vista della tipologia di danno, che però danno molto fastidio, soprattutto perché molto probabilmente sono state compiute da minorenni e di conseguenza da ragazzini, ragazzine che in teoria dovrebbero avere qualcuno che si prende cura di loro, perlomeno nel sapere dove si trovavano. Abbiamo avuto un atto con dei lanci di carta igienica su degli alberi, abbiamo trovato numerosi parchetti con abbandoni di bottiglie di superalcolici e evidentemente anche festeggiamenti che sono poi scaturiti. È una situazione sicuramente che fa pensare al fatto di una poca coscienza di quello che si fa e una necessità di intervenire sulla formazione e sulla prevenzione, perché poi comunque nell'atto del trovare lo sporco noi interveniamo anche con i nostri volontari. Sindaco, alcuni parroci dei comuni del Bassanese hanno alzato un po' la voce, come si suol dire in questo periodo, in queste ultime ore, proprio andando a richiamare l'attenzione sulla necessità o meno di dare spazio a questi festeggiamenti. Insomma, in tanti si sono lamentati del fatto che Halloween sia una festa che c'entri poco con le nostre tradizioni. Parlando di quella che può essere anche la pastorale che viene fatta dai parroci, io non mi permetto di entrarci, però tengo in considerazione una cosa: ci sono delle diverse sensibilità all'interno della comunità, ci sono delle diverse tradizioni che sono state portate anche nel corso di questi anni. Mi riservo di valutare personalmente, per quello che è la mia famiglia, l'educazione che si darà, però a livello generale si tratta di momenti di aggregazione, più o meno
meno complessi, più o meno diciamo anche enfatizzando alcune figure. Halloween da noi qualcuno l'ha definita festa dei lumere, per noi è sempre stato un giorno che precedeva la festa di Ognissanti, di conseguenza era semplicemente una data prefestiva nella quale trovarsi e fare un po' di festa. Che a questo vengano collegate tutta una serie di significati, di credenze, anche di feste pagane, sinceramente non mi tocca, ma è proprio una cosa che non vado neanche a enfatizzare, perché si tratta di alcune persone che lo fanno. Sui parroci la questione probabilmente è anche legata al fatto che la loro voce spesso cade nel deserto, proprio perché abbiamo una popolazione che all'interno delle chiese ci va molto meno, di conseguenza è una questione di fede che poi è venuta a mancare. Quindi semplicemente mi esprimo dicendo: la festa di Halloween è una festa che evidentemente non ha radici qui da noi, è un momento di aggregazione, prendiamola per quello che è, diamo il giusto peso a tutto quanto. In chiusura, Sindaco, lei ha detto che molto probabilmente, tornando agli atti vandalici, si tratta di ragazzini minorenni. Vogliamo lanciare solo un appello: se qualcuno magari vuole presentarsi in comune con la famiglia, magari un gesto di buona volontà per dare la disponibilità a fare qualche piccolo lavoretto in comune. Questo è il principale risultato di tante piccole mancanze sia a livello di comunità che di famiglia. Di conseguenza io invito non tanto a presentarsi in comune quanto a fare degli atti che sono decisamente migliori: prendere un paio di guanti, li ho anch'io in macchina, una borsetta, e quando camminano, quando vanno in giro, prima di sedersi su una panchina, pulire lì attorno. Questo è l'atto di civiltà maggiore che ognuno potrebbe fare. Così dunque a Romano De Zelino, ma è stato un Halloween decisamente sopra le righe anche a Campo San Piero, dove una scheggia di petardo ha colpito l'occhio di una ragazzina undicenne. Notte di paura per una undicenne di Campo San Piero, arrivata al pronto soccorso dell'Alta Padovana con un occhio dolorante dopo essere stata colpita dalla scheggia di un petardo. L'episodio è accaduto durante la notte di Halloween. Per fortuna le lesioni si sono rivelate leggere e i medici hanno escluso qualsiasi tipo di complicazione per la giovanissima, che è potuta tornare a casa. Sull'episodio i carabinieri hanno aperto un'indagine. Si cerca infatti chi abbia potuto mettere a rischio l'undicenne accendendo inavvertitamente un petardo. Per questo, tra gli altri, è stata sentita anche la mamma della ragazza. Una notte piuttosto turbolenta, quella tra il 31 ottobre e il 1 novembre, che ricorda tutti i santi, con segnalazioni di schiamazzi in vari comuni e in particolare nella zona di San Giorgio delle Pertiche. Risse, vandalismi, incidenti di questo tipo, e non si fermano nemmeno i furti, in particolare nella Marca trevigiana, con i ladri sempre più senza scrupoli. Nell'abitazione di un'anziana a Montebelluna i malviventi, in cerca di denaro e gioielli, hanno distrutto l'urna con le ceneri del marito. Uno non si sente proprio sicuro neanche a casa propria, poi vive nel terrore. A parlare è una residente di Montebelluna che riassume con poche ma forti parole le emozioni che un furto lascia in chi lo subisce. Preferisce non farsi riprendere per tutelare l'anziana vicina ancora profondamente turbata, ultima vittima in ordine di tempo dei ladri. La donna settantenne intorno alle 18:30 è uscita di casa. I malviventi, che probabilmente la stavano controllando, sono entrati nell'abitazione dopo aver forzato una finestra e si sono diretti subito nella camera da letto, mettendola a soqquadro. E lì sono riusciti a sottrarre degli ori di famiglia, hanno rotto l'urna appunto delle ceneri del marito che lei teneva sul comodino, e hanno rotto proprio il vaso, hanno tagliato il vaso, perché poi l'urna è di un materiale, di un metallo, no? Non si sono fermati nemmeno di fronte all'urna con le ceneri del marito. È proprio il discorso che vengono toccati di fatto quelli che sono i beni che ci legano, no? Alle persone che erano vicine a noi. E in questo caso le ceneri del marito, insomma, io penso che si distingua benissimo un'urna dove vengono sigillata, perché poi insomma è un vaso diverso rispetto a un vaso comune, insomma, no? In un qualche modo svuotano la persona, secondo me. Nelle ultime settimane sono stati diversi i colpi in casa tra Montebelluna e Biadene, con i ladri che non si sono limitati a rubare, ma hanno lasciato dietro di sé ogni tipo di dispetto.
frigo svuotato, bisogni su tappeti o sul letto. I miei vicini di casa hanno lasciato aperti i rubinetti chiudendo tutti quelli che sono i fari d'uscita, quindi hanno allagato casa. Sono cose devastanti, perché poi oltre al danno c'è la beffa, no? Ormai quotidiane anche sulla pagina di Furti in corso le segnalazioni di colpi tentati o andati a buon fine, da San Giacomo a Vittorio Veneto con Ilari in azione mercoledì nel tardo pomeriggio al furto in pieno giorno a Monastier. Cittadini sempre più esasperati che arrivano, come accaduto a Cornuda, ad affiancare in auto una vettura sospetta rischiando l'incidente quando chi era a bordo ha aperto lo sportello per allontanare il mezzo. L'appello è alle istituzioni perché intervengano con leggi che tutelino le vittime. Chiaramente ci fosse una legge a tutela del cittadino, che il cittadino in casa propria si può difendere, allora secondo me diminuirebbero nettamente, insomma. Ed è grave il bilancio della notte appena trascorsa sulle strade della Marca trevigiana. Il primo incidente è avvenuto intorno alle 11 di ieri sera in via Madonna a San Biagio di Callalta, dove un'auto, la vedete, uscita di strada e si è capovolta. A bordo 3 giovani kosovari che sono rimasti feriti, uno in particolare in maniera molto seria è stato sottoposto nella notte a un delicatissimo intervento chirurgico al braccio. Alla base dello schianto ci sarebbe l'alta velocità, una distrazione del conducente e forse la scarsa visibilità dovuta alla foschia. A dare l'allarme al 118 sono stati alcuni automobilisti di passaggio, intervenute le ambulanze del SUEM, i vigili del fuoco di Treviso, i carabinieri che hanno svolto gli accertamenti del caso. La strada è rimasta a lungo interdetta al traffico, quindi ci sono 3 ragazzi rimasti feriti, uno in particolare gravissimo, grave anche il fratello, meno grave, ferito lievemente il terzo. È successo quindi ieri sera, lo ripeto, a San Biagio di Callalta. Poco dopo, alle 23:40, i vigili del fuoco sono poi intervenuti anche in via Lourdes, incrocio con via Fabris a Conegliano, per un'auto finita rovesciata dopo aver impattato contro 2 veicoli parcheggiati a bordo strada. È rimasto ferito il conducente. La squadra dei vigili del fuoco accorsa da Conegliano ha messo in sicurezza l'auto, mentre l'autista è riuscito, seppur ferito, a venire fuori autonomamente dall'abitacolo. Quindi questi 2 incidenti che hanno contrassegnato la notte nella Marca trevigiana, dove peraltro già nella giornata di ieri si erano registrati numerosi sinistri anche gravi, questo soprattutto nell'area dell'Asolano. È ricoverato all'ospedale di Treviso, dove è stato trasferito con l'elicottero del SUEM il ciclista 75enne di Vedelago, investito poco dopo le 11 da un SUV in via Giorgione a Casella d'Asolo. L'uomo, complice anche la splendida giornata di sole, era uscito con un gruppo di cicloamatori per un giro in bici sulle colline asolane, quando, giunto all'altezza dell'incrocio con via dell'Artigianato a Casella, per causa in corso di accertamento, è stato travolto da un SUV. L'impatto è stato molto violento e l'anziano è stato sbalzato sull'asfalto. Subito soccorso, è stato trasferito a Treviso con l'elicottero. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto, per i rilievi, la polizia stradale. E quella di oggi è stata una mattinata di incidenti nell'Asolano. Poco prima dell'alba il conducente di un Alfa Romeo Giulietta ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro l'impalcatura che circondava una casa, causando danni ingenti al cantiere. È accaduto al confine tra i comuni di Asolo e Monfumo, in via Muson, incrocio con via Bassane. Dopo l'urto, il conducente, che evidentemente non aveva riportato serie ferite, è uscito dalla macchina e si è allontanato a piedi, abbandonando l'auto sul posto. Sono intervenuti i carabinieri per le indagini e i vigili del fuoco giunti dal distaccamento di Asolo e Treviso. I pompieri hanno messo in sicurezza la vettura e successivamente hanno dovuto smontare l'impalcatura, che non era più stabile dopo l'impatto. Ed un altro schianto si è verificato alle 5 di stamattina a Motta di Livenza. Dopo una fuoriuscita autonoma con la sua auto, un 72enne del posto è stato soccorso e ricoverato al Cafoncello con ferite di media gravità. E non a caso nella Marca trevigiana sono state diverse le patenti ritirate, soprattutto per abuso d'alcol.
Notte di Halloween di grande lavoro sia per le forze dell'ordine impegnati in controlli specifici sulle strade sia per i sanitari del SUEM. Tanti infatti gli interventi del 118 impegnato per soccorrere persone, soprattutto giovani, colte da malore per l'effetto dell'alcol. E a proposito di alcol, sono diversi gli automobilisti fermati sulle strade della Marca con tasso alcolemico al di sopra dei limiti previsti. A Treviso la polizia locale ha ritirato 4 patenti a seguito dei festeggiamenti di Halloween, 7 invece i tassi alcolemici fuori norma rilevati nel weekend precedente. È quanto emerge dai servizi notturni effettuati dalle pattuglie con il ritiro complessivamente di 11 patenti. I conducenti di età compresa tra i 21 e i 75 anni risiedono tra le province di Treviso e Venezia. In 2 casi i trasgressori avevano superato il tasso di 1,5 grammi per litro. Anche a Oderzo la polizia locale ha fermato diversi ragazzi, molti neopatentati, con livelli di alcol superiori al consentito. Tra le patenti ritirate, 2 perché scadute e 1 proprio per alcol. Naturalmente sono scattate le sanzioni per i giovani che hanno conseguito da poco la patente al volante con un tasso elevato. Vi ricordo quella che di fatto è la notizia del giorno, questo neonato di 5 mesi maltrattato dal papà in ospedale. È l'apertura del Gazzettino.it, ma ci siamo collegati poco fa proprio dall'esterno dell'azienda ospedaliera con la nostra Chiara Gaiani, che ci ha dato tutti gli aggiornamenti di questo che è veramente un caso dell'orrore. Un giovane papà di 22 anni residente nel Vicentino con la famiglia, che ha provocato delle serie lesioni agli organi del piccolo durante l'assenza dei medici, e questo mentre il piccolino era ricoverato in ospedale, dove peraltro era già stato portato con dei segni sul corpicino. E quindi cos'è successo? È successo che inizialmente ci sono stati dei sospetti, i sanitari e la polizia hanno voluto in qualche modo vederci chiaro ed è scattata l'indagine, questa indagine che ha portato per l'appunto all'arresto da parte della Polizia di Stato di questo 22enne, lo ripeto, residente in provincia di Vicenza con la famiglia. Avete sentito anche poco fa le parole del questore di Padova Marco Odorisio, che appunto anche lui sconvolto da questo fatto che per il momento non ha nessuna spiegazione, semmai ci possa essere una spiegazione di fronte a un orrore di questo tipo. Oggi 2 novembre, commemorazione dei defunti. Con il nostro Daniele Garbin andiamo al cimitero di Vicenza. Tra i riti di queste ore, di queste giornate caratterizzate chiaramente dal ricordo dei nostri defunti, ma anche le polemiche, perché ovviamente ci sono dei disservizi e c'è un tema sicurezza che riguarda anche i cimiteri. Daniele Garbin. 2 novembre è una giornata di sole splendida, anche per Vicenza una giornata dedicata ai defunti. Alle mie spalle l'ingresso del cimitero maggiore, in questo momento frequentato da tante persone che vengono a ricordare i propri cari portando un fiore, portando ricordi. È un momento anche di riflessione. Questa mattina nella cappella del cimitero si è appena conclusa la cerimonia alla presenza del sindaco, delle varie autorità civili e militari. Insomma, Vicenza si stringe intorno a questo luogo simbolo, ma diventa anche un luogo e un momento di riflessione e di bilancio. Noi abbiamo sentito i cittadini che segnalano anche una serie di problemi, e questo insomma è importante segnalarlo a chi di dovere per metter mano. È importante rispettare questa tradizione di rispetto di chi ci ha preceduto, i nostri parenti, i nostri amici, ed è giusto in questa giornata ricordarli con un fiore, ma ricordarli tutto l'anno nei pensieri. Sì, bisogna rispettare la tradizione e bisogna che i cimiteri siano tenuti bene, insomma. Manutenzione si lascia a desiderare, un po' scarsa. Ecco, lo dice anche lei, cosa ha visto? Ecco. Sicuramente lasciano crescere queste piante, ma forse un po' troppo, bisognerebbe avere un po' più rispetto. Comunque l'importante è dirlo anche alla popolazione e che tutti quanti facciano il proprio dovere, insomma. La problematica che rubano spesso dentro i fiori nelle tombe. A me in particolare me ne hanno rubato più di 20 vasi. Non è per il prezzo del vaso, è per
proprio la mancanza di rispetto del luogo, e proprio è brutto vedere sta roba qua. È la totale mancanza di rispetto, purtroppo, che si sta radicando sempre di più. E sembra una cosa così acquisita, invece non è così. Le persone perdono purtroppo il rispetto altrui, il rispetto delle tradizioni, il rispetto delle cose, dei valori che una volta erano importanti. Beh, quello che riguarda i furti non saprei, perché a me non è successo, anche perché i miei cari sono cremati e sono al sicuro, diciamo così. Però su quello che ho visto tantissime tombe che hanno ceduto e che non so se magari le famiglie non possono, oppure, però non so in questo caso come si evolve questo problema, se è il comune oppure non saprei. Nel mio caso la mia tomba è a posto, però ci sono delle tombe che stanno sprofondando, sì è vero. Perciò penso che sia un disagio per quei defunti di avere una tomba così in disordine, anche per i familiari. L'attenzione alle persone è veramente importante, molti sono racconti di gente che chiede qua agli uffici e vengono subito accompagnati sul posto a capire cosa non va e a capire quali sono i problemi, e anche spiegandoli. Parlo ad esempio del caso del disassamento delle tombe, e obiettivamente talvolta può succedere sia per il tempo che passa, se guardiamo quelle più antiche sono del 95, quindi 30 anni addietro, sia anche a volte per lavori non eseguiti in maniera adeguata. Ci sono qualche tomba che non ha le liste di allacciamento che dovrebbero tenerle, e quindi può succedere. Detto ciò, l'attenzione è sempre tanta anche al singolo caso. È il giorno questo in cui si ricordano i defunti, e dai frati della Basilica del Santo a Padova la preghiera che unisce i devoti, non solo di tutto il mondo, grazie all'accensione di una luce per i propri cari defunti con la candela benedetta sulla tomba del Santo. Questo il messaggio, il pensiero di padre Giancarlo Zamengo. Padre Giancarlo, anche quest'anno la possibilità, nel giorno della commemorazione dei defunti, di poter accendere una candela anche virtuale a Sant'Antonio. Sì, è bello questo segno che ci parla di speranza, ci parla di luce, e questa luce è un po' il ricordo e la presenza accanto a noi di tutti i nostri cari defunti, dei nostri familiari che ci accompagnano dal cielo, dei santi. La festa dei santi diventa un tutt'uno, ecco, con la commemorazione dei nostri fratelli defunti, perché proprio i nostri defunti sono i nostri santi che ci accompagnano dal cielo. Come si fa ad accendere la candela virtuale, e anche, lo ricordiamo, c'è la possibilità di lasciare anche una preghiera? Beh, questo è una nostra intuizione, diciamo così, nel senso che abbiamo cercato attraverso i social di poter permettere a tutti i devoti del Santo che ci accompagnano non solo da Padova ma dall'Italia, dal mondo, che ci accompagnano con la loro preghiera anche, di vivere quei gesti cari alla devozione popolare, quello che del resto viene fatto quando entriamo in una chiesa, e ci diventa naturale lasciare un segno di questa presenza nostra accanto a una statua, accanto alla Madonna, a Sant'Antonio. Quindi anche da lontano le persone possono online compiere questo gesto di devozione. Chiaramente una giornata, quella di oggi, di commemorazione, ma è chiaro che c'è un ponte particolarmente lungo e anche movimentato, tante le persone che si stanno muovendo anche per turismo, con la Marca trevigiana che segna un tutto esaurito, non solo sui colli del Prosecco ma anche in città, nel capoluogo. Soltanto ieri sono stati registrati 100.000 accessi.
Molto bella, ci piace. Poi oggi anche il tempo è una bella giornata, c'è il sole, quindi aiuta anche ad apprezzare di più la città. Bellissimo, veramente vale la pena di essere visitato perché è veramente bella. Un ponte di Ognissanti da ricordare nella Marca, quello del 2024, per il turismo, favorito da un tempo splendido e temperature quasi primaverili, sta registrando un vero e proprio boom di presenze. A Treviso centro invaso di turisti italiani e stranieri entusiasti della città. Dalla provincia di Pavia e siamo qui in Veneto a fare un giro adesso per il Ponte dei Santi e abbiamo fatto una fermata adesso a Treviso e poi proseguiamo per Trieste nel pomeriggio. Cosa vi sembra di questa città? Bellissima, bellissima, è un po' che giriamo da queste parti e devo dire che il Veneto lo sto scoprendo adesso, è veramente bello. Caratteristico con tutti sti viali, cioè sti vicoletti con l'acqua, per noi è una cosa nuova, da noi non esiste così, no? Sono cose diverse. Comunque mi piace tanto, poi oggi c'è il sole e il paese è proprio bello, è proprio carino. Questo romanticismo, tra il moderno e l'antico, è spettacolare e quindi fantastico. Grande lavoro in questi giorni anche per le guide turistiche al termine di una stagione da incorniciare. C'è molto movimento in questo periodo, molti gruppi che arrivano nel Veneto per trascorrere appunto questo ponte. Questo è un gruppo di Fano, per esempio, ma abbiamo tantissime richieste per tutto questo weekend. Ecco, qui Treviso come sta andando? Bene, è stata una buona stagione, è una bella città, è molto amata, è molto apprezzata. Quando finiscono le visite guidate in città, sia stranieri che italiani sono sempre entusiasti di Treviso. Suddisfatti gli albergatori. Tutta la zona, diciamo, nord della provincia, tutta la zona delle colline è, possiamo dire, al completo, fully book, come si suol dire, già con prenotazioni arrivate a suo tempo, ancora prima di sapere che il tempo è bello. Era bello, aveva delle giornate meravigliose come queste, anche dove c'era dello spazio libero, dove c'erano delle camere, si stanno riempendo tutte, perché negli ultimi 2 o 3 giorni abbiamo visto veramente un sacco di prenotazioni arrivare e credo che tutta la provincia sia al completo o quasi. Per le vie del centro si sente il profumo delle caldarroste che si vendono nonostante le temperature tutt'altro che autunnali. Logicamente un po' meno. Magari più verso sera, verso le 6, 7 di sera, 6 e mezza. Adesso ci godiamo il momento. Punto di forza dell'offerta turistica della Marca anche l'enogastronomia, con gli affari a gonfie vele per la ristorazione. Molto bene, tanta gente, anche tanti stranieri, perciò non ci lamentiamo. Fino a domenica pranzo praticamente ne siamo fully booked, perciò siamo contenti. Gettonati soprattutto i piatti della tradizione veneta. Il risotto soprattutto con radicchio, che ne so, la farona con la peverada, il baccalà alla vicentina, le trippe, i bigoli in salsa, tutte queste cose qua. La soppa coada, questi sono i piatti più richiesti. Io vi ricordo alcune notizie che stanno caratterizzando la giornata odierna. La buona notizia è il ritrovamento di quella 74enne di cui si erano perse letteralmente le tracce del pomeriggio di ieri, un uomo malato di Alzheimer che è stato ritrovato questa mattina alle 6:30 di oggi nei boschi attorno a Tarso. Il ritrovamento grazie al lavoro instancabile delle squadre del soccorso alpino. L'uomo è in stato confusionale ma non sarebbe ferito in maniera seria, è stato comunque affidato alle cure dei sanitari del 118, sul posto anche il sindaco di Tarso Gianangelo Boff. Poi l'altra notizia del giorno, una delle tante, è l'aggressione con il coltello ai medici, infermieri e carabinieri in ospedale a Cittadella. Un 35enne è stato fermato con il taser mentre brandiva l'arma anche per le vie del centro. C'è anche il commento del presidente della regione del Veneto Luca Zaia: aggravanti per chi aggredisce sanitari. È una richiesta che il presidente Zaia sta formulando da diverso tempo. Tutti gli aggiornamenti, mi sta raggiungendo in studio anche Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Agricoltura e Industria al Senato, tutti gli aggiornamenti subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta, tanti fatti di cui vi stiamo dando conto. Mi ha raggiunto in studio, lo saluto e lo ringrazio, Luca De Carlo,
coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, oggi soprattutto in veste di presidente della Commissione Industria, Agricoltura e Turismo del Senato. Tanti sono i temi sul tavolo. Partiremo fra pochissimo con la legge sulla montagna, con un importante traguardo, ma lo faremo fra pochissimo. Prima la cronaca del giorno, vi do un veloce riepilogo, lo possiamo vedere anche dal Gazzettino.it, ma ci siamo collegati poco fa anche con Chiara Gaiani, questo papà di 22 anni che è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Padova per le lesioni provocate agli organi del suo piccolino, un neonato di 5 mesi. I maltrattamenti sarebbero avvenuti, sarebbero continuati, forse è il caso di dire, anche durante la degenza in ospedale del piccolino. Una storia davvero dell'orrore. Avete sentito anche le parole del questore di Padova, Marco Odorisio. Chiaramente le indagini sono ancora in corso. Questo papà 22enne residente in provincia di Vicenza, al momento non abbiamo ulteriori dettagli, si trova in carcere proprio a Padova. Tra l'altro, sempre nel padovano c'è la vicenda della neonata negata nella Vater del Night, piove di sacco, con l'autopsia, anche questo lo abbiamo visto in un nostro servizio, che conferma come la piccola fosse nata viva. E poi un altro fatto di questi minuti: sul posto si sta recando anche la nostra Chiara Gaiani con Cristian Roque Alende, l'aggressione con coltello in ospedale, feriti 3 sanitari, sfregiato al volto un carabiniere, un 34enne è stato bloccato con il taser a Cittadella. Zaia che dice è un atto ignobile. Insomma, vedete un ponte di Ognissanti carico di episodi, di fatti, di cronaca anche gravi. Veniamo però a Luca De Carlo, perché ci sono tanti fatti di cronaca, ma anche sono tanti i temi dell'attualità politica. De Carlo, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, io partirei, se lei è d'accordo, dalla legge sulla montagna, perché ne abbiamo parlato tanto in questi anni, in questi mesi. È un provvedimento che va in qualche modo a riformulare il concetto stesso di montagna, introducendo degli strumenti innovativi. È ancora un DDL, c'è stato l'ok al Senato giovedì, adesso si attende il via libera della Camera. A che punto siamo? Si arriverà a un via libera in tempi stretti e di che provvedimento stiamo parlando? Beh, intanto grazie dell'opportunità di spiegare quello che è un provvedimento che la montagna aspetta da anni. È del 94 l'ultima legge appunto che disciplina la montagna, quando noi sappiamo che l'articolo 44 della Costituzione la cita come territorio che merita uno sviluppo e attenzioni particolari. Tra l'altro il 49% del territorio italiano è considerato o montagna o parzialmente montagna, e quindi anche le risorse che dovremo sempre destinare, i criteri che dovremo utilizzare per destinare le risorse dovranno tener conto del fatto che dovremo riuscire ad incidere con le risorse, quindi non contributi a pioggia, ma diciamo così bandi mirati e anche classificazione dei comuni mirati a seconda dell'effetto che vogliamo ottenere sui territori. È una legge che consente finalmente una strategia e una pianificazione, perché prevede che ogni 3 anni ci sia la revisione di una strategia sulla montagna italiana, SMI, che è di fatto quello che tutti da sempre chiediamo, e cioè una strategia, una pianificazione di quello che dovrà essere la montagna di domani. E in più ci sono le risorse. Ci sono 200 milioni che io ho chiesto di elevare con un emendamento a 300 milioni, cercando di dare proprio quello che è lo spirito di questa legge, cioè una legge quadro, una cornice all'interno della quale soprattutto le comunità locali, ma chi come me, gioco forza, si è impegnato in comuni montani. Sono stato presidente dell'Unione Montana, sono stato assessore in Unione Montana, ma soprattutto sindaco per 15 anni, forse conosce molto meglio di altre questioni legate alla montagna, e che quindi vuole riempire quel provvedimento di contenuti, ma anche razionalizzandone magari le risorse. Verosimilmente quando sarà approvato? Beh, guardi, intanto c'è una grandissima differenza rispetto a ciò che era avvenuto nella precedente legislatura, dove una legge sulla montagna era partita verso la fine della legislatura e quindi aveva
decisamente meno possibilità di vedere la luce. Questa volta invece, io tra l'altro quando sono entrato nel 2018 a una domanda, i giornalisti mi spiegano qual è la sua priorità, io dissi fare una legge sulla montagna. Entrai quest'anno al Senato e c'è una foto che mi ritrae con uno zaino che entravo in montagna dicendo porto le istanze della montagna, per cui oggi che già in 2 anni siamo riusciti a fare il primo passaggio al ramo del Parlamento e quindi avviato un iter che non è una boutade, non è la presentazione di un progetto di legge, è un iter di un DDL che è stato in Consiglio dei Ministri, che ha già fatto un passaggio questa settimana al ramo del Parlamento, che quindi è destinato a vedere la luce nel giro di pochissimo. E questo è un ringraziamento che ho fatto nel mio intervento a Calderoli proprio per averla messa tra le priorità. E quindi le priorità in genere, come dice la parola, arrivano prima e quindi hanno anche molte più possibilità di vedere la luce. Quindi verosimilmente possiamo parlare di tempi brevi? Sì, beh, assolutamente sì, insomma, ho visto molta decisione. Ci sono diverse misure contenute in questo provvedimento. Noi abbiamo sintetizzato bonus per medici, insegnanti e bebè. Parliamo di misure, solo, diciamo sì, così, perequative, crediti d'imposta per le giovani coppie, per chi vuole abitare in montagna, sì, per tutti quei profili poi professionali che si faticano a trovare in generale, parlo di medici e insegnanti, figurarsi nelle terre alte. Quindi è un meccanismo, quello dei crediti d'imposta, che andrete in qualche modo a oliare, no? Ma non solo, c'è anche ci sono 20 milioni per gli incentivi al personale sanitario, ulteriori al loro stipendio, per trattenerli in zone montane. Non ci sono solo questi, ci sono anche, pensate, per le Quindi case... soldi veri, non soldi crediti veri. d'imposta. No, un credito d'imposta è un soldo vero, perché certo, comunque è una detrazione che ti consente di pagare meno imposte, quindi di fatto è un credito vero. Ma ci sono 20 milioni per quello che ho appena detto, e poi c'è la possibilità per chi, per esempio, lavora in una struttura, una RSA, una struttura di riposo, di vedersi riconoscere un punteggio doppio per i concorsi pubblici che vorrà effettuare dopo, cioè il fatto di lavorare in una struttura di montagna consente un punteggio doppio. Perché? Perché noi abbiamo carenza di certe figure. La Regione ha fatto un ottimo intervento adesso sulla sanità, sull'incentivo ai medici che dobbiamo risolvere a monte, abbattendo il numero chiuso, facendo in modo di avere personale qualificato e che sia remunerato per il lavoro che fa. Ricordo che non c'è nulla di più importante oggi della salute, perché senza salute nessuno riesce a svolgere nessuna attività umana, e quindi chi svolge questo ruolo va giustamente remunerato, ma noi abbiamo bisogno poi di portarli sul nostro territorio. Un territorio difficile, un territorio che magari consente loro di vedere meno casistica e quindi di crescere meno professionalmente. Dovremmo trovare quegli strumenti che gli consentono di poter girare in tutta la regione, di portare poi in montagna le stesse capacità e lo stesso livello di assistenza che avrebbe un cittadino che vive in pianura, perché questa è la grande differenza. Oggi non possiamo pensare di avere una sanità di livello dappertutto, o meglio, non possiamo pensare che l'ospedale più vicino a noi sia quello migliore per svolgere un determinato lavoro, però possiamo sì disegnare una sanità che ci consenta di arrivare prima possibile laddove ci prestano le cure che ci salvano la vita, e poi ci metta nelle condizioni di scegliere il migliore ospedale possibile per trattare quella malattia. Io credo che questa legge sia sulla strada giusta e che assieme a questo abbia poi una serie di incentivi per i ragazzi sotto i 41 anni che vogliono venire a fare impresa dico in provincia di Belluno, ma non solo, lo dico perché è una provincia totalmente montana, ma lo dico in montagna. Ci sono incentivi per lo smart working, per dare modo a quelli che magari vogliono vivere la montagna, desiderano venire a vivere in montagna, ma che magari lavorano da un'altra parte. Quindi è un approccio nuovo che tiene conto anche del mondo che è cambiato. Il mondo è cambiato. Oggi pensare di fermare un trend di spopolamento che vedrà tra solo 20 anni il 70% della popolazione vivere in aree urbane e il 30% vivere in aree rurali, questo impone a noi un forte ragionamento. E cioè di dire: come possiamo pensare di difendere anche la pianura se in montagna ci vive solo il 30% della popolazione? Su questo dobbiamo intervenire. Senta De Carlo, qui possiamo rivedere il suo accorato intervento di giovedì in aula in sede di dichiarazione di voto. Le faccio una domanda specifica. C'è ancora il tempo per invertire la tendenza? Perché insomma per anni la montagna è stata un po' dimenticata da tutti i governi,
di tutti i colori politici. Questo lo possiamo dire, no? Senza timore di essere smentiti. Si sono innescati dei meccanismi pericolosi anche di decremento demografico. Solo la montagna bellunese perde circa 1000 residenti all'anno. Si può invertire la tendenza? Ma a mio modo di vedere si può invertire la tendenza se la montagna diventa attrattiva. O meglio, noi possiamo pensare che i nostri giovani possano e vogliono fare delle esperienze diverse da quelle che farebbero rimanendo solo a Belluno? Sì. Possiamo pensare però che quei giovani, una volta fatta una grandissima esperienza su altri territori, possano venire a portare quell'esperienza sul nostro territorio? Sì. Come si fa? Beh, costruendone le condizioni. Noi crediamo che lo smart working sia una questione, l'incentivazione ai giovani di fare impresa sia un'altra incentivazione. Pensiamo che questa sia la panacea di tutti i mali? Io personalmente no. Ho fatto troppo il sindaco per capire che il bonus bebè non risolverà il problema. Io a Calalzo ce l'ho avuto per i 15 anni di mandato. Siamo riusciti a dare ad ogni famiglia che nasceva 250 euro. Era la scelta, erano abbastanza per fare la scelta se fare un figlio o no? Sicuramente no. Erano però un segnale di dire: guarda che noi ci teniamo al fatto che tu voglia vivere qua. E su questo dobbiamo costruire tutto. Dopodiché partiamo sempre dall'economia. Un'economia che gira è un'economia che ti consente anche in montagna di poter svolgere un'attività economica. Un'economia che gira è un'economia che ti consente un costo del lavoro più basso, e abbiamo abbassato il cuneo fiscale. Un'economia che funziona è quella che ti fa pagare meno tasse, l'abbiamo fatto con l'IRPEF. Non è che la montagna viva separatamente da quello che accade in tutto il resto d'Italia. Noi abbiamo il dovere di stare al fianco delle imprese e poi di capire, come hanno fatto altre regioni, e non solo perché avevano più risorse, vedi l'Alto Adige, ma perché avevano costruito un modello che esaltava le peculiarità della montagna. La lavorazione del legno, il pascolo, il turismo sostenibile. Ecco, io credo che ci siano aree, lo dico perché la provincia di Belluno è quella a cui tengo di più, ma so che anche lei non le dispiace, quindi faccio l'esempio. Credo che ci siano aree che possono essere aree sperimentali per questa nuova visione, e cioè di una montagna che non si piange addosso, ma che è conscia delle proprie straordinarie capacità e che le mette a terra. Un laboratorio, una montagna laboratorio. Assolutamente sì. Anche perché, tra l'altro, fra un anno e mezzo, anche meno, ci sono le Olimpiadi, e quello è un banco di prova mica da ridere. E le chiedo, saremo pronti per le Olimpiadi anche da un punto di vista infrastrutturale? Sappiamo che ci saranno dei ritardi, lo abbiamo detto tante volte, però saremo pronti? Allora, le infrastrutture a noi servono infrastrutture per svolgere i giochi, che sono una partita. Poi non nascondiamoci che da sempre Olimpiadi e Mondiali sono la straordinaria occasione per i territori per vedersi realizzate opere che altrimenti non verrebbero realizzate. E che sono opere che non sono opere per il 2026, ma sono opere che riassettano il territorio per i prossimi 30 anni o 40 anni. Sono un mezzo, diciamo. Sono un mezzo per arrivare. Arriveremo per il 2026 ad avere completamente la viabilità compiuta? Non lo so, mi auguro di sì, nonostante i tanti cavilli burocratici. Ma se anche non dovesse esserlo, ce l'abbiamo per il 2027 e gli anni successivi? Non si fanno tanto per le Olimpiadi, ma quanto per le popolazioni che poi dovranno rimanere, insomma. Quando parliamo di legacy, di eredità olimpica, parliamo di questo. Noi parliamo di un'eredità olimpica che accende un faro straordinario su un territorio, e ricordiamo a tutti che faro straordinario furono le Olimpiadi invernali del 56. Accende un faro su un territorio che oggi vede nelle Olimpiadi una speranza. Mai come oggi esistono tante gru in un'area come l'area di Cortina, che ha consentito di mettere a posto anche magari qualche albergo fatiscente che si trascinava da anni? Sì, da sempre la gru è sinonimo di ripresa o meno dell'economia, no? È vero che anche nei paesi limitrofi c'è una speranza oggi che è data dalle Olimpiadi? Sì. Le Olimpiadi avranno un numero tale di persone in quei giorni, di visitatori, che consentiranno di cambiare il trend del turismo? No, perché le Olimpiadi saranno dedicate a quelli che riescono ad occupare le tribune e i posti, ma soprattutto agli atleti e alle forze dell'ordine. Ma il faro che si accenderà e il turismo che ne beneficerà negli anni successivi, su quello noi dovremo lavorare. Sulle Paralimpiadi dopo
per far capire quanto è accessibile quest'area se si mette a fare l'area sostenibile e accessibile. Senta De Carlo, da bellunese a bellunese, meglio da Feltrino a Cadorino. Da Feltrino a mezzo Feltrino. È vero anche questo. C'è da parte del territorio, siamo consapevoli davvero dell'opportunità delle Olimpiadi? Cioè il territorio sta capendo la portata di quello che ha davanti? Io credo che inizialmente facevamo un po' fatica. Perché bisogna ammetterlo questo? Facevamo un po' fatica a capire. Io credo che se quel territorio di Belluno parla di Olimpiadi solo quando deve dividersi tra la pista di bob sì e la pista di bob no, non abbia capito qual è l'importanza delle Olimpiadi. Io credo che a prescindere da queste prese di posizione strumentalmente politiche di chi oggi non amministra, e che quindi ha tutto l'interesse di buttarla in cacciara, la stragrande maggioranza della popolazione non solo ha capito l'importanza, ma la vede come una speranza. Io credo che se noi riuscissimo a tradurre quella speranza in cose concrete, noi avremmo utilizzato le Olimpiadi per quello che realmente servono, e cioè a rivitalizzare un territorio che magari era un po' in difficoltà per le note vicissitudini legate al fatto che lo spopolamento colpisce più noi che altri, ma insomma, ma credo che avere avuto le Olimpiadi sia stata per noi una straordinaria opportunità e che ciascuno di noi, qualsiasi sia il ruolo che riveste, dal senatore unico eletto della provincia di Belluno agli amministratori pubblici, ma anche ai tanti membri delle associazioni e cittadini comuni, debbano capire questo e riuscire ciascuno per il proprio ruolo a mettere un sassolino in più. Ritorniamo con Luca De Carlo fra qualche istante, pubblicità. Di nuovo in diretta con Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Industria, Agricoltura, Turismo al Senato. Abbiamo parlato diffusamente della nuova legge sulla montagna, del DDL sulla montagna che è stato approvato pochi giorni fa al Senato. Adesso l'iter proseguirà alla Camera dei Deputati, però appunto lo avete sentito, De Carlo ci mette la faccia e in tempi brevi insomma la montagna dovrebbe avere questa legge innovativa, ma i temi sono tanti, i temi dell'attualità politica sia locali che nazionali. Uno su tutti, quello della maternità surrogata. Come sapete è stato introdotto il reato universale voluto dalla maggioranza di centrodestra e c'è già un primo caso che riguarda una coppia padovana. Coppia padovana che è ferma adesso attualmente in Argentina e che è assistita dall'avvocato bellunese, già Forza Italia, già PDL, l'avvocato Maurizio Paniz, che dice non ci sono reati né illeciti di contenuto penale o civile. La piccola sarebbe frutto di maternità surrogata, di recente per effetto di un DDL appunto approvato in Senato, diventata reato universale. Ma sentite Paniz. Questa persona assieme al suo compagno hanno deciso di avere una bambina attraverso la maternità surrogata. La situazione è nota dal punto di vista legale con un divieto che in Italia è diventato universale dal 16 di ottobre scorso. La bambina peraltro è nata il 10 di ottobre, quindi la nuova legge non può essere applicata retroattivamente. E quindi reati non ce ne sono, illeciti di contenuto penale o civile non ce ne sono. Maurizio Paniz è il legale del medico padovano e del compagno bloccati all'aeroporto di Buenos Aires mentre stavano prendendo il volo per Parigi con la loro bambina di 15 giorni. L'avvocato ricostruisce la vicenda portata alla luce da un articolo comparso sul quotidiano argentino La Nación e i motivi per cui la coppia non è potuta partire. C'è soltanto la necessità in questo momento da parte dell'autorità giudiziaria argentina di verificare i contorni del percorso sviluppato da questa coppia attraverso l'aiuto di organizzazioni che seguono queste situazioni e vedere se ci sono stati o meno da parte di altre persone degli illeciti. Al momento la coppia con la neonata vive in un appartamentino a Buenos Aires. L'avvocato Paniz in queste ore è in contatto con il ministro degli esteri italiani e con l'ambasciata italiana in Argentina. Le persone interessate stanno bene, ovviamente
avrebbero preferito rientrare in Italia come era programmato, ma prendono atto della situazione e con assoluta serenità contano di poter rientrare non appena le autorità argentine daranno il benestare. Su come il medico e il suo compagno abbiano contattato la donna che ha messo alla luce la loro bambina, il legale risponde così. Questo tipo di indagini sono in corso da parte dell'autorità giudiziaria argentina, non mi pare il caso di entrare nel merito. Un caso spinoso che sia legale che chiaramente politico. De Carlo, voi lo avete voluto questo reato universale? Sì, sì, noi abbiamo esteso gli effetti di una legge che esiste in Italia dal 2004, cioè quindi da 20 anni, rispetto a questo tema. Lo abbiamo esteso a chi, eludendo una norma italiana, va all'estero e fa quello che in Italia sarebbe vietato. Nella fattispecie, qui il problema non è delle autorità italiane, non è trattenuto in Argentina per ordine delle autorità italiane. Le autorità argentine stanno verificando se vi sia stata una qualche forma di commercio rispetto al rapporto tra la ragazza e gli ordinanti o la coppia di italiani, per cui è un approfondimento delle autorità argentine. Dopodiché Paniz cita giustamente il fatto che una norma non sia e non debba essere mai retroattiva, per cui non c'è nessun problema sotto il profilo italiano, tant'è che le autorità italiane e la Farnesina stanno cercando di capire come riuscire a facilitare il rientro da parte dei due signori che sono andati in Argentina. Ma qui il problema è tutto interno all'Argentina, che non avendo una norma e non avendo normato si preoccupa di capire se lì c'è costrizione oppure assoggettamento di questa signora al fatto che a fronte di risorse questa sia costretta a cedere il proprio corpo. Dopodiché neanch'io non voglio entrare nel merito delle discussioni in Argentina, perché uno, non mi competono, due, quando c'è un'indagine in corso bisogna avere sempre la decenza e la sensibilità di non voler parlare di cose di diciamo cui che qui però non si servirebbe allora per arrivare realmente ad un reato universale una presa di posizione da parte di tutta la comunità internazionale. Guardi, indipendentemente da quello che farà la comunità internazionale, che io credo e auspico possa legiferare esattamente come ha fatto l'Italia, tutti devono sapere che da oggi non si elude la legge italiana andando a fare quello che in Italia sarebbe un reato in un'altra nazione, perché poi tornare in Italia quello è un reato, punto. E questo spero sia un deterrente per tutti quelli che vogliono utilizzare questa pratica che noi riteniamo e che la legge italiana dal 2004, senza che nessuno si occupasse, neanche quelli di sinistra che oggi inveiscono contro l'anticostituzionalità, che si dicono contrari al reato, anzi a favore del fatto che ci sia un reato, abbiano mai cambiato in questi 20 anni. Pur questo avendo... vale per tutte le coppie, eterosessuali, omosessuali? Vale per tutte le coppie, pare evidente. Quindi è evidente, lei dice, questo vale per tutte le coppie. E c'è chi dice, e fa un passo ulteriore, meglio semplificare le adozioni e rendere possibili le adozioni anche alle coppie omosessuali. Su questo, allora, sul fatto che in Italia si debbano facilitare le adozioni io sono assolutamente a favore. Anzi, credo che lo straordinario lavoro fatto sugli affidi, per esempio in Regione Veneto, sia e possa essere un ottimo viatico per poi stabilizzare quell'affido e farlo diventare veramente un'adozione, in modo che i genitori che si sono presi cura per un periodo poi possano farlo per sempre. Che si possano facilitare le adozioni, e anche questo altrettanto vero, perché il bambino ha diritto ad avere un padre ed una madre. Resto convinto che io sono sempre stato assolutamente a favore delle unioni civili, per me non c'è nessun problema, come ciascuno di noi vive la propria intimità, che ogni qualvolta noi si debba legiferare a favore e tenendo in considerazione la parte più debole. La parte più debole nel caso di adozione di coppie omosessuali sono i bambini. Io credo che i bambini abbiano il diritto di vivere con un padre ed una madre, proprio per la fragilità della loro condizione da piccoli. Punto. Senta, De Carlo, se qualcun altro è convinto che sia diverso,
Addirittura d'arrivo, e vorrei farle affrontare anche un altro tema di politica locale. Hanno fatto scalpore le affermazioni pronunciate pochi giorni fa dal nostro direttore Baccialli, dell'assessore regionale Roberto Marcato che commentava le parole di Tajani nei confronti di Zaia, la chiusura al terzo mandato. Risentite Marcato. Io, e qui parlo, mi svesto da assessore, parlo da fondatore della Liga Veneta. Per me l'esperienza di alleanza di centrodestra con Forza Italia in Regione Veneto per me è finita. Terzo mandato autonomia nucleare. Da Roma a Padova il ministro Tajani ha sferzato le politiche del governatore Luca Zaia. Ecco, alleanza per me è finita. Sono parole insomma pesanti quelle di Bulldog Marcato. Mi preoccuperebbe se le facesse Zaia o Stefani. Marcato è un esponente pur di un certo peso, come me, peso fisico, di un partito, ma non è il segretario, non è il leader, per cui anch'io ho tanti a volte iscritti che fanno butad, ma che non necessariamente corrispondono alla linea del partito. Quindi è una butad quella di Marcato? Non lo so, dovreste chiederla a lui. Io mi attengo a quello che dicono i segretari del partito. Il segretario del partito non mi pare sia uscito con questi toni, ma capisco anche chi debba sempre distinguersi e quindi faccia la sua politica. Io tengo molto più a conto quello che mi dicono Zaia e Stefani. Grazie Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Industria, Agricoltura, Turismo al Senato. Ci mostri quello che ha portato? No, le ho portato le uova Cocodè Carlo, che sono ovetti freschi da galline felici, sono le mie uova per lei, il giornalista Arboit, che lavora tanto e ha bisogno quindi di reintegrare con dell'ottima proteina. Non le vendo, le regalo solo, quindi non è neanche pubblicità. Bon, perfetto, no. Allora la ringrazio di questo cadeau a chilometro zero. Grazie Luca De Carlo, noi rientriamo in diretta alle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, subito dopo la sigla c'è il meteo, poi agricoltura veneta con Lucio Zanato e il film immancabile del sabato pomeriggio. Ringrazio dalla regia Renato Capoia con Antonio Polla. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione e buon proseguimento.